Cittadini impegnati per il territorio con le civiche Veneto e Uniti per Manildo, presidente, una lista di centro a sostegno del candidato di centrosinistra alle prossime regionali Giovanni Manildo. La presentazione dei candidati consiglieri al Caffè Pedrocchi di Padova con lo stesso Manildo, che ha lodato l'impegno dei cittadini in politica capitanati da Arturo Lorenzoni, sfidante di Luca Zaia alle regionali del 2020. Il progetto delle civiche venete mi piace moltissimo perché è una leadership diffusa, sono delle persone che nel loro territorio impattano, hanno voglia di mettersi in gioco e la scelta di giocare su un'altra scala mi riempie di orgoglio, perché le civiche venete sono proprio un movimento genuino di persone che fanno la politica per passione e c'è proprio bisogno di questo, e Arturo ne è un interprete. La stretta di mano con Lorenzoni per sancire la volontà di occuparsi di temi importanti come la sicurezza idraulica del territorio e l'ambiente. Rappresenta varie realtà di persone che si sono messe a disposizione di questo percorso, che hanno conosciuto le realtà civiche presenti in regione, che sono tante e che amministrano molti comuni e che hanno voluto essere presenti anche in ambito regionale, e io credo che questa sia una novità importante perché sì, a livello comunale si fanno tante cose belle, a livello regionale io credo sia importante che ci sia una rappresentanza del territorio senza nessun legame con i partiti politici. Una coalizione di centrosinistra formata da 7 liste, quella di Manildo, che arriva anche al centro con Uniti per Manildo presidente. È una coalizione molto ampia e molto coesa, mi piace perché interpreta, dopo 30 anni di centrodestra, 15 anni del presidente Zaia, si volta pagina, è un momento fondativo, c'è voglia di partecipare e questa voglia di partecipare si è concretizzata con molte liste che esprimono proprio la voglia di rinnovare un patto di fiducia con i veneti. Qui i temi su cui puntare sono sanità e trasporti. Abbiamo tutto il tema della sanità e del sociale, che è molto sentita, ma anche quella delle infrastrutture di collegamento proprio di questo grande Veneto, in particolare un collegamento che vada a dare una risposta ai giovani e ai pendolari che devono raggiungere le nostre città.